Reti professionali a confronto per la provincia di Agrigento, un importante incontro tra i presidenti degli ordini per parlare di infrastrutture. Domani domenica e lunedì i comuni sopra i 15.000 abitanti sono chiamati al secondo turno delle amministrative per eleggere i candidati sindaco che non hanno raggiunto il 50% al primo turno. La cardiologia ai tempi del Covid, specialisti a confronto ad Agrigento. Il sindaco di Palma consegna alla squadra di A2 di pallamano femminile le chiavi del nuovo campo polivalente, calcio, panoramica dei prossimi appuntamenti agonistici. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Si è riunita ad Agrigento la rete delle professioni tecniche, al tavolo i rispettivi presidenti degli ordini professionali della provincia, al loro fianco sindacati, associazioni, club service, il WWF, ma anche il patrocinio di Arcidiocesi e Regione Siciliana. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Presentato stamani il convegno che si terrà il prossimo 30 ottobre presso il Teatro Pirandello di Agrigento dal tema Infrastrutture quale futuro per la provincia di Agrigento e per la Sicilia centro-meridionale, a cura della rete delle professioni tecniche, ordine degli architetti, dottori agronomi, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari e industriali, e che ha visto anche la massiccia partecipazione di numerosi club service, associazioni imprenditoriali e artigiani della nostra provincia, al fine di impegnare il governo nazionale e regionale con un nuovo piano di investimenti speciali per il rilancio della nostra provincia e le risorse del PNRR e colmare il gap esistente. Siamo notevolmente perplessi per i contenuti di questo PNRR che in materia di infrastrutture non riserva nulla di rilevante per la provincia di Agrigento, che rimane ancora una volta tagliata fuori dai grandi collegamenti infrastrutturali, aeroportuali, portuali, stradali, ferroviari. Col convegno di sabato prossimo, puntando sull'operatività del governo Musumeci e sull'impegno del sottosegretario alle infrastrutture Cancelleri, chiederemo a Stato e Regione un nuovo piano di investimenti speciali per la Sicilia, soprattutto per la Sicilia centro-meridionale, che soffre in modo particolare un gap infrastrutturale gravissimo. In buona sostanza chiederemo quello che in altre parti d'Italia è più che scontato, un aeroporto a una distanza raggiungibile in meno di un'ora, l'alta velocità su linea ferrata, un veloce collegamento con la rete autostradale siciliana, il potenziamento dei porti affinché questi possano consentire l'attracco delle grosse imbarcazioni che transitano nel Mediterraneo e la concreta realizzazione del ponte di Messina, che noi riteniamo un'infrastruttura strategica per richiamare nuovi investimenti sull'intero sistema infrastrutturale siciliano. Il giorno 30 è un giorno importante per noi, ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, assieme a tutta la rete delle professioni tecniche. Abbiamo fortemente voluto discutere di un tema straordinariamente importante, la mancanza delle infrastrutture in un'isola che è nell'isola, perché Agrigento, la nostra provincia, è stata dimenticata da quelli che sono i fondi poi del PNRR, rendendo ancora più acuto l'isolamento. Questo significa un maggiore disagio per la nostra economia di ogni settore, per quanto riguarda l'agricoltura già in ginocchio di suo, per quanto riguarda la zootecnia, il turismo agricolo ed extrarurale. Questo significa veramente un problema molto serio che come ordine e che come categorie delle professioni tecniche sentiamo l'obbligo di discuterne a un tavolo con Stato e Regione per porre in essere delle serie e forti soluzioni a questo problema che accomuna tutti. Insieme alle professioni tecniche abbiamo voluto lanciare questo convegno sulle infrastrutture, ma soprattutto sulla perdita dei fondi della provincia di Agrigento del PNRR. Una provincia che ha bisogno delle infrastrutture per un rilancio socio-economico, infrastrutture che per il territorio di vitale importanza, come quella della realizzazione dei porti, delle autostrade, di una rete ferrata adeguata a quello che sono i tempi oggi, un'alta velocità. Il rilancio del ponte di Messina, che può sviluppare anche quello che sia
l'economia su ruote, quindi riteniamo che questo convegno voglia essere di un rilancio anche alle forze politiche per far sì che questa provincia possa ottenere poi questi fondi. Uno dei tanti problemi che attanagliano il mondo dell'agricoltura è anche la difficoltà della circolazione dei prodotti agricoli. Il Collegio dei Periti Agrari insieme alla rete delle professioni tecniche chiedono alla politica locale, regionale, nazionale sul PNRR di trovare nuove risorse per la provincia di Agrigento. Oggi silenzio stampa, domani domenica 24 e poi lunedì 25 ottobre si vota in Sicilia. Sono chiamati alle urne per il ballottaggio i comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, dove al primo turno nessun candidato sindaco ha conquistato oltre il 50% dei voti. C'è il servizio. In Sicilia urne aperte tra domenica e lunedì. Sono 8 i comuni siciliani in cui il 24 e il 25 ottobre i cittadini torneranno alle urne per il ballottaggio che decreterà l'elezione dei nuovi sindaci. In altri 2 centri dove le amministrazioni sono state sciolte per infiltrazioni mafiose si voterà per il primo turno solo domenica 24. Nei comuni con più di 15.000 abitanti dove si andrà al ballottaggio i seggi resteranno aperti domenica dalle ore 7 alle ore 22. E lunedì dalle ore 7 alle ore 14. A contendersi la carica di primo cittadino saranno a Canicattì Vincenzo Corbo e Cesare Sciabarrà, a Favara Antonio Palumbo e Salvatore Montaperto, a Porto Empedocle Calogero Martello e Salvatore Iacono. In altre province, quella di Caltanissetta, San Cataldo, andranno al ballottaggio Gioacchino Comparato e Claudio Vassallo, ad Adrano in provincia di Catania Carmelo Pellegriti e Fabio Mancuso, a Vittoria in provincia di Ragusa Francesco Aiello e Salvatore Sallemi, a Lentini in provincia di Siracusa Saverio Bosco e Rosario Lofaro, a Rosolini sempre in provincia di Siracusa Concetto di Rosolini e Giovanni Spatola. Urne aperte invece solo domenica 24 dalle 7 alle 23 per eleggere sindaco e consiglio comunale a Torretta nel Palermitano e a Mister Bianco nel Catanese. L'eventuale turno di ballottaggio a Mister Bianco si terrà domenica 7 novembre nel caso in cui nessun candidato a sindaco raggiungesse il 40% dei consensi. I risultati saranno forniti dall'ufficio elettorale della regione e saranno consultabili mediante l'utilizzo del programma IDEC realizzato con la collaborazione dell'assessorato regionale dell'economia e della società digitale e delle prefetture della Sicilia al sito elezioni.regione.sicilia.it. Anche la nostra emittente seguirà lo spoglio in diretta delle elezioni. Inchiesta a bilancio, Orlando chiederà di essere interrogato dai magistrati di Palermo. Così trapela dopo l'iscrizione del sindaco e di altre 23 persone tra amministratori e burocrati comunali nel registro degli indagati per presunti falsi nei bilanci. L'interrogatorio, che può essere chiesto entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini mercoledì scorso, avverrà dopo aver esaminato i documenti dell'inchiesta. Il difensore di Orlando, l'avvocato Roberto Mangano, non avrebbe infatti ancora avuto accesso ai documenti allegati all'indagine. Il sindaco ribadisce: ho fiducia nella magistratura, sono certo che i magistrati individueranno responsabilità e responsabili. Per il resto su questo argomento non ho più intenzione di parlare. Ho dato con grande piacere il benvenuto nella Lega Sicilia a Geradestro, scrive in un post su Facebook Nino Minardo, segretario regionale Lega Sicilia, che prosegue la sua adesione al nostro partito e l'ennesima conferma di come ci stiamo muovendo bene in ogni territorio. Gera è una professionista molto preparata e da molto tempo impegnata nel sociale ed è un'ulteriore preziosa risorsa per la Lega Sicilia. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Canicattì ieri sera. La pioggia ha sommerso gran parte della careggiata nei pressi del Ponte di Ferro. Le immagini testimoniano auto inghiottite dall'acqua e persone soccorse con l'utilizzo di una fune. I dettagli nel servizio. La città di Canicattì in molti punti è finita sott'acqua.
A causa del violento temporale che si è abbattuto nel tardo pomeriggio di ieri, protrattosi per buona parte della serata sulla città, si sono registrati crolli e cedimenti in diverse parti del centro storico e urbano. Un territorio che di fatto nel giro di poche ore si è ritrovato letteralmente in ginocchio. In strada, per mettere tutto in sicurezza, hanno lavorato i vigili del fuoco, la protezione civile comunale e le associazioni di volontariato. Accanto a loro, fino alla fine, anche il sindaco uscente, Ettore Di Ventura. I guai maggiori si sono registrati in piazza 4 novembre, via Domenico Cirillo, dove un fiume in piena ha sollevato buona parte del manto stradale, trascinando con sé alcuni tubi utilizzati da una ditta che sta eseguendo in loco alcuni lavori, ed ancora in larga Aosta, lungo la circonvallazione, mentre un autentico fiume in piena invece ha invaso l'area del Ponte di Ferro. Tra le vie Vittorio Emanuele e Carlo Alberto le auto sono rimaste sommerse quasi del tutto dall'acqua e gli occupanti, in modo particolare di un'autovettura, sono stati salvati grazie ad una fune. Tanta paura alla fine, ma per fortuna tutto si è risolto a lieto fine. Purtroppo, è il caso di dirlo, quando piove abbondantemente, la città di Canicattì soffre tanti disagi. E meno male che tanti anni fa venne realizzato il canale di Gronda che riesce a convogliare su di sé tutta l'acqua piovana. Vengono alla mente quelle tragiche immagini di diversi anni fa quando un violento nubifragio si abbatté sulla nostra città causando 2 morti. Adesso si attende di conoscere l'entità dei danni. I carabinieri hanno ritrovato a Ravanusa il pensionato di 75 anni Giuseppe Montana, sofferente di Alzheimer, che mercoledì scorso si è allontanato a piedi dalla propria abitazione. I familiari si sono rivolti ai militari della locale stazione che hanno subito attivato un piano di ricerche a largo raggio su tutto il territorio. Il pensionato è stato trovato in contrada Bianco, all'interno di un complesso disabitato, sdraiato a terra in posizione supina e di stato di evidente ipotermia. I carabinieri hanno richiesto l'intervento immediato del personale medico del 118 che con un elisoccorso è intervenuto tempestivamente sul posto, trasportando l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì, dove è stato sottoposto alle prime cure del caso. Attualmente il paziente non risulta in pericolo di vita. Sfruttavano giovani donne straniere e transessuali e le costringevano a prostituirsi. Per questo motivo 3 persone sono state arrestate nella notte dalla polizia e portate in carcere con l'accusa di favoreggiamento della prostituzione. L'operazione denominata Seguimi rappresenta l'epilogo delle recenti indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla squadra mobile della città dello Stretto su una banda. I poliziotti hanno seguito le tracce di un numero telefonico riportato su un sito per adulti per concordare incontri sessuali a pagamento in un appartamento del centro città. C'è il servizio. La Polizia di Stato ha eseguito 3 misure cautelari emesse a carico di altrettanti indagati. L'operazione denominata Seguimi rappresenta l'epilogo delle recenti indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina e condotte dalla squadra mobile della Questura di Messina su una compagine delinquenziale dedita, secondo l'accusa, al favoreggiamento della prostituzione. L'attività investigativa trae origine da specifici servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dell'esercizio del meretricio in abitazione, che negli ultimi tempi aveva assunto a Messina dimensioni di rilievo, specialmente nel corso del monitoraggio della rete e di social network di interesse investigativo. I poliziotti hanno riscontrato come su un sito per adulti fosse riportato un numero telefonico per concordare incontri a pagamento da tenersi presso un appartamento del centro città. I successivi accertamenti, aventi ad oggetto verifiche sulla titolarità di alcuni stabili e sulle intestatarie di diverse utenze telefoniche, nonché gli accertamenti sul territorio, hanno consentito agli investigatori della squadra mobile di fare luce su un sodalizio criminale stabilmente organizzato e dalla connotazione imprenditoriale finalizzata al favoreggiamento della prostituzione, esercitata proprio in abitazione. Secondo la ricostruzione degli investigatori, un cittadino colombiano e un cittadino messinese reperivano giovani donne straniere e transessuali, al fine di far loro esercitare l'attività di meretricio in 3 diversi appartamenti siti nel centro cittadino, occupandosi dei lavori di manutenzione degli immobili e stabilendo il canone di affitto da corrispondere. Il messinese poi si occupava di pubblicare annunci per conto delle donne, ricevendo un compenso per il suo interessamento. Si attivava per migliorare le condizioni del luogo di lavoro. Prendeva in carico le ragazze che giungevano a Messina e si occupava di ogni loro necessità. In tale attività i 2 erano collaborati da una cittadina colombiana
risultata di fatto la tenutaria degli appartamenti, ossia colei che curava, previo loro reclutamento, l'avvicendamento delle ragazze, per lo più giovanissime e di nazionalità straniera. Provvedeva alle pulizie, teneva i rapporti con i clienti e riscuoteva i canoni di affitto. Le attività investigative hanno consentito di appurare inoltre quanto gli indagati avessero profonda conoscenza del territorio ed elevata professionalità nella gestione di case di prostituzione. Pertanto, condividendo il quadro indiziario raccolto, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, ha emesso la predetta misura della custodia cautelare in carcere. Innanzi alla Corte d'Assise di Agrigento, presieduta da Vilma Mazzara, è in corso il processo a carico di Filippo Sciara, 56 anni, di Siculiana, già ergastolano e affiliato alla famiglia di Cosa Nostra di Siculiana, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio in corso con altri dell'imprenditore edile Diego Passafiume, assassinato il 22 agosto del 1993 a Cianciana, perché non si sarebbe piegato alle regole e ai ricatti di Cosa Nostra. In aula è stata ascoltata Maria Chichirillo, vedova di Passafiume, che è stata nell'automobile del marito insieme alla madre, una nipote e 2 figli, diretti in campagna a casa del cognato per festeggiare l'anniversario di matrimonio. Quando è avvenuto l'agguato, la donna parte civile al cospetto di Sciara, collegato in videoconferenza dal carcere di Parma, ha affermato: "Lo riconosco, posso sbagliarmi perché sono passati tanti anni, ma a me sembra lui". Un comando è entrato in azione e ha sparato all'impazzata. Autostrade siciliane, nuovo sciopero dei lavoratori del CAS fino al 26 ottobre. I dettagli nel servizio. Una seconda azione di sciopero del personale delle autostrade siciliane è scattata venerdì 22 ottobre e si protrarrà per 5 giorni fino al 26 ottobre. A proclamarla sono state le segreterie provinciali di Filt CGL, Fit Cisle, Will Trasporti, UGL Trasporti e SLA Cisal, che dopo l'incontro svoltosi con i vertici del consorzio hanno confermato la protesta, reputando insufficienti le rassicurazioni presentate al tavolo di confronto dalla parte datoriale. È uscita fuori una grandissima contraddizione, palese contraddizione fra il presidente del CDA, il direttore generale e il direttore amministrativo. Se non sono d'accordo fra di loro, dopo che avevano fatto una delibera, la 36C di settembre, e già da quella potevamo andare avanti. Invece purtroppo non sono d'accordo nemmeno tra di loro e quindi non si riesce ad andare avanti. La questione è l'applicazione di quanto è previsto adesso con la trasformazione in ente economico e dunque la stabilizzazione dei lavoratori, tutte cose che voi chiedete da tempo. Sì, esatto, la stabilizzazione dei lavoratori, il contratto che abbiamo bloccato, sospeso da 12 anni a questa parte, l'applicazione del contratto che potevamo farlo, lo sblocco della pianta organica delle assunzioni che ci vogliono perché il CAS non può più lavorare senza uomini, senza mezzi per giunta. Cioè, ma ad oggi già siamo alla seconda ondata di sciopero e il CAS già ha 350.000 euro di mancati incassi. Ora con quest'altro sciopero andiamo a 500.000 euro. Cioè, ma chi paga qua queste? Ma la Corte dei Conti qua non dice niente, sa dire per qualche altra fesseria, qualche altra cosa. Chi paga questo danno? Ci sono responsabilità chiare da parte della politica? Le risposte che si attendevano non ci sono. Cioè abbiamo avuto finalmente una risposta, siamo riusciti assieme all'assessore alle infrastrutture, l'onorevole Falcone, a febbraio, che si è impegnato moltissimo a far passare la trasformazione. I deputati dell'Ars assieme hanno votato la legge, abbiamo la legge dello Stato, della Regione, da ente non economico, ma da febbraio a oggi sono 10 mesi. Sono lunghi 10 mesi, non si è fatto niente, completamente niente. In questo frattempo il CAS sprofonda sempre in più, che fa molto danno, ma non solo ai lavoratori del CAS che sono rimasti al palo, ma anche agli utenti. Agli utenti entrano in autostrada, non hanno assistenza, continuano a lasciargli la pelle, non ha uomini il CAS per controllare il sistema veicolare e non ha nemmeno i mezzi, e tutto sta là, tutto sta fermo.
La società di regolamentazione dei rifiuti Ato 4 Agrigento, che organizza il servizio della nettezza urbana di 17 comuni, tra cui la città capoluogo, nonostante i pagamenti già avvenuti da parte di alcuni enti soci, non è nelle condizioni di pagare gli emolumenti ai propri dipendenti, ivi compresi gli operatori del servizio igiene ambientale in vari comuni dell'ambito. Siamo particolarmente preoccupati perché sembra che il problema sia cronico a causa di alcuni comuni che da tempo non pagano la propria quota di competenza, scrive in una nota la CISL Funzione Pubblica. Riteniamo essere un comportamento irresponsabile perché questo atteggiamento mette a rischio la serenità dei lavoratori e delle loro famiglie. Ovviamente, se nei prossimi giorni non si porrà rimedio, tutto ciò comporterà inevitabilmente la protesta degli operatori con probabile rischio di interruzione del pubblico servizio per legittima causa, nonché conseguenti problemi di carattere igienico-sanitario. Vorremmo che si evitasse il blocco del ritiro dei rifiuti per giorni e giorni, conclude la nota del sindacato. Il cardinale Francesco Montenegro, già arcivescovo di Agrigento, è stato nominato da Papa Francesco membro del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. L'incarico segue quello all'interno della Congregazione delle Cause dei Santi ricevuto da Montenegro lo scorso agosto. Il Dicastero, entro cui il monastero Montenegro lavorerà, include anche la sezione migranti e rifugiati, in cui il cardinale messinese offrirà la sua esperienza vissuta a Lampedusa durante il mandato episcopale nella Chiesa agrigentina svolto dal 2008 fino al maggio scorso. Fu proprio lui nel 2013 ad accogliere il Santo Padre giunto sull'isola agrigentina per rendere omaggio ai migranti morti nel Mediterraneo. È stato sorpreso alla guida dell'auto senza patente che non aveva mai conseguito, rifiutandosi di farsi identificare e cominciando insieme ad un amico ad insultare e minacciare i carabinieri. È successo a Canicattì, dove i militari dell'Arma hanno denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e minaccia un 21enne del posto e l'amico originario della Romania ma residente a Canicattì. Per il primo è anche scattata una sanzione di 5.000 euro. La cardiologia ai tempi del Covid-19, questo è il titolo di un convegno che si è svolto ad Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. L'imperversare della pandemia da Covid-19 ha creato problemi ingenti in campo cardiovascolare, alcuni direttamente determinati dal virus, altri determinati indirettamente. Per affrontare tutte e due le problematiche si è tenuto presso la sala congressi dell'Hotel Dioscuri il convegno Dalla palpitazione all'ablazione all'altro, la cardiologia ai tempi del Covid-19, che ha visto la partecipazione di cardiologi, patologi provenienti da tutta la Sicilia, sia di estrazione ospedaliera che ex ospedaliera, al fine di condividere le conoscenze finora acquisite per migliorare le prospettive di questa malattia. Il convegno, giunto alla 6ª edizione, è stato organizzato dall'ANCE Cardiologia Italiana del Territorio, segreteria organizzativa RCV Congressi. La cardiologia è stata scossa dalla invenzione del Covid perché ha creato, al di là della sua patologia infettiva, anche dei problemi cardiovascolari veramente importanti. Ha creato quella che è la coagulopatia indotta dal coronavirus, che è una patologia assolutamente non aspettata e quindi ci ha stravolto completamente il quadro. E poi ha creato una serie di problemi cardiaci non dovuti per niente al virus, ma dovuti al fatto che si è ritardata la prevenzione, si è ritardata la diagnosi, si è ritardata la terapia, non si è fatta completamente, tanto da determinare anche un raddoppio delle morti improvvise cardiovascolari. Queste problematiche non le conoscevamo da tempo perché avevamo sempre creato un sistema di lotta a queste morti cardiovascolari fuori dall'ospedale che a poco miglioravamo sempre di più. Invece abbiamo fatto un grossissimo passo indietro nella prevenzione, un grossissimo passo indietro nella diagnosi precoce. Dobbiamo recuperare in maniera da poter ottenere il recupero di quello che abbiamo fatto e migliorare anche le nostre conoscenze, perché tutta la patologia di trombosi indotta dal coronavirus ci può anche fare capire meglio
quello che sono tutte le altre patologie non legate al coronavirus. È stato come uno stimolo per poter ottenere anche informazioni su altri tipi di patologie. Ecco, un altro tema che leggo nel manifesto è dalla palpitazione all'ablazione e altro. Dalla palpitazione all'ablazione è il titolo che avevamo scelto 7 anni fa per poter dire dal sintomo alla terapia, dal sintomo banale alla diagnosi, alla cura chirurgica o medica. Dalla palpitazione all'ablazione anche perché il coronavirus porta gravi aritmie ed è uno dei temi del nostro convegno che possono essere anche mortali, quindi dobbiamo pensare a questo tipo di patologia che non è da virus da infezione, però che è un problema nell'infezione da coronavirus. Ecco, dottore, ora si sta tornando alle normalità, molti reparti hanno ripreso la normale, diciamo, il normale lavoro, essendo le terapie intensive diminuite moltissimo i pazienti di Covid ricoverati, no? Sì, le terapie intensive e i reparti di rianimazione sono fortunatamente di nuovo non saturi, però non dobbiamo dimenticare che se continuiamo ad avere la mentalità che il reparto di rianimazione per essere insufficiente deve essere saturo, avremo poi sempre qualcuno che muore dietro la porta perché non è stato accolto. Quindi dobbiamo sovradimensionare alcuni reparti e quindi essere sempre efficienti nel dare risposte. Come dobbiamo sovradimensionare nel futuro anche il filtro territoriale, perché il filtro territoriale attraverso i medici di famiglia, attraverso gli specialisti del territorio può creare quella necessità diffusa di salute che la popolazione chiede. Ecco, dottore, un'ultima domanda, come vede il futuro? Io lo vedo roseo. In una relazione proiettata in questo congresso si è detto che l'uomo si è evoluto grazie alle infezioni, ovvero lottare contro le infezioni è stato sempre un problema dell'umanità e l'ha sempre superato e supereremo anche questo. Dalla pandemia si andrà all'endemia in quanto tempo secondo lei? Penso abbastanza rapidamente, perché grazie alle vaccinazioni questo passaggio sarà molto più rapido di un passaggio naturale. Questo congresso è diventato ormai un appuntamento importantissimo per la medicina agrigentina, più specificatamente per la cardiologia agrigentina. Siamo arrivati alla 6ª edizione. Quest'anno, visto che l'anno scorso per motivi legati alla pandemia il congresso non è stato fatto, ci sembrava doveroso affrontare i temi cardiologici in relazione appunto alla pandemia da Covid-19 che, così come ha sconvolto in maniera globale la situazione a livello mondiale, lo ha fatto anche a livello cardiologico, perché molto spesso i pazienti sono tentati anche a non approfondire sintomatologie specifiche cardiovascolari proprio perché magari hanno avuto timore a recarsi nel pronto soccorso e quindi si è visto che c'è stato un peggioramento in tal senso delle patologie cardiovascolari. Oggi com'è la situazione? È migliorata? Insomma, si cerca un po' di ovviare a quello che è stato il Covid? Ma oramai credo che anche a livello dell'immaginario popolare ci stiamo abituando a convivere con questa pandemia, con l'uso delle mascherine, al distanziamento. E sicuramente la vaccinazione ha dato una grossa mano nel dominare, nel contrastare la pandemia e anche nel controllarla, per cui il controllo ovviamente ha determinato una ripresa delle terapie e dei controlli che si fanno a livello territoriale e quindi si va piano piano tornando alla normalità. Ecco, sono emerse anche delle problematiche durante il dibattito in sala appunto sulla vaccinazione e sui rischi connessi. Sì, in questa prima sessione, ancora abbiamo tutto oggi e domani da dibattere, comunque in questa prima sessione c'è stata una relazione in videoconferenza del professor De Luca che ci dice come i rischi della vaccinazione sono proprio minimi
Si parlava per esempio nei bambini di rischi 31 per milione, quindi sono davvero da tenere in considerazione l'opportunità di vaccinarci per dare una grossa mano alla sconfitta di questa pandemia. Sulla terza dose cosa c'è da dire? Ma guardi, è ancora in via di definizione. Noi sanitari siamo chiamati a farla, anche se ancora si è partito da poco. Sono stati chiamati anche gli ultra sessantenni e i fragili. È un modo per dare per rendere più efficace la reazione autoimmune all'infezione da Covid. Assolutamente era necessario fare il punto della situazione, allo stato dell'arte in questa condizione di pandemia, dove molti aspetti nuovi, come si è più volte detto, si sono presentati all'attenzione non solo della classe medica ma anche a livello politico. Questo congresso ha l'obiettivo di focalizzare gli aspetti più critici della pandemia dal punto di vista non solo cardiologico ma in generale, per dare anche un messaggio, se possibile, agli amministratori, alla parte politica, perché facciano le opportune considerazioni e ci aiutino ad affrontare eventualmente una nuova ondata o comunque nuove prospettive pandemiche che in futuro possono sempre presentarsi, e che questa lezione che abbiamo avuto dal Covid deve aiutarci a superare meglio. Come vede il futuro? Ma io il futuro lo vedo roseo e l'umanità è stata in grado di superare tantissime difficoltà nel passato, e credo che anche questa volta stiamo dimostrando col buonsenso e con ovviamente l'aiuto della scienza, nonostante la diffusione del digito ergo sum, cioè dell'attitudine a cercare informazioni sul web che spesso ci portano lontano, stiamo riuscendo a venire fuori da questa situazione. Diciamo che la pandemia ha portato tante variazioni, anche nella pratica medica comune di tutti i giorni, quotidiana, e questo congresso rispecchia un po' quella che è stata la nostra esperienza, a partire dalla primavera del 2020 in poi, questi 18 mesi che sono passati. All'inizio è stata veramente una cosa impressionante, anche perché non avendo preso le misure giuste all'infezione da Covid, le informazioni scientifiche e di letteratura erano ancora molto scarse e quindi ci siamo trovati impreparati. Però devo dire che nel corso di quest'ultimo anno le misure sono state prese. Sappiamo già quali dal punto di vista cardiologico, quali sono i problemi relati all'infezione, cardiologici relati all'infezione da coronavirus, e diciamo che sono state messe a punto dei provvedimenti terapeutici che possono migliorare l'esito di questi pazienti, spesso anche gravi. La vaccinazione è stata massiccia da parte dell'ASP, della Regione, insomma del Ministero, però ancora c'è una fascia di indecisi. Cosa dire per convincerli ulteriormente? Il suo parere qualificato? All'inizio del congresso ha portato il saluto il sindaco di Agrigento e ha ricordato che Agrigento è una delle prime città della regione Sicilia nel campo della vaccinazione. Abbiamo raggiunto quasi l'80%, quindi percentuale davvero interessanti. Quello che si può dire a chi ancora ha dei dubbi, a chi ancora non si è vaccinato, che devo dire, basta vedere la realtà così come si presenta. Le statistiche non sono opinioni, le statistiche, i numeri possono essere anche giostrate diversamente, ma hanno un fondo di verità, e la verità è quella che proprio quest'ultima ondata, la quarta ondata di pandemia, ha colpito proprio i soggetti non vaccinati. Penso che più evidenza di questa, basta andare a vedere proprio anche nel nostro piccolo, nel nostro ospedale, le ultime centinaia di pazienti ricoverati erano nell'80%, 90% non vaccinati. Tornano i grifoni nel Parco delle Madonie, installata una voliera, obiettivo reintrodurre gli avvoltoi a rischio estinzione nel territorio siciliano. Vediamo. L'avvoltoio Gyps Fulvus tornerà presto a volare nel Parco delle Madonie. È stata inaugurata la voliera in contrada Terra dei Poveri nel comune di Isnello, realizzata in un'ex discarica ripulita e attrezzata per l'installazione della gabbia, che al momento ospita 13 grifoni.
La tecnica di reintroduzione prevede l'acclimatazione di un gruppo di animali all'interno della voliera e la liberazione degli acclimati con il mantenimento per alcuni anni di un carnaio che attragga i grifoni per l'alimentazione, evitando così rischi di avvelenamento e una dispersione troppo repentina dei soggetti. Saranno poi applicati radiocollari satellitari per seguire i primi individui rilasciati. Il grifone è fra gli uccelli più grandi del mondo, potendo raggiungere 3 metri d'apertura alare, 1 metro d'altezza e un peso di 11 kg. In Sicilia da sempre ha rappresentato il mondo della civiltà pastorale, trovando nei pascoli nella steppa cerealicola il suo habitat ottimale. Il Gyps fulvus è considerato uno spazzino della natura e svolge un ruolo importante nell'ecosistema, nutrendosi dei cadaveri degli animali morti nei pascoli, contribuisce ad evitare la diffusione di malattie. A partire dagli anni 50 l'uso di bocconi avvelenati per il controllo degli animali ritenuti nocivi ne ha causato però la scomparsa. Il primo progetto di reintroduzione dell'avvoltoio nel territorio siciliano nel Parco regionale dei Nebrodi è iniziato nel 1999, dove nel 2020 sono state registrate 40 nidificazioni accertate, di cui 31 si sono concluse con l'involo e una colonia stimata di circa 170 individui. Il progetto è stato realizzato con la regione siciliana, il presidente dell'ente Parco delle Madonie Angelo Merlino, il presidente dell'ente Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza e il sindaco del comune di Snello Marcello Catanzaro. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Il sogno è quello di realizzare a Palma di Montechiaro una vera e propria cittadella dello sport. Nel frattempo il sindaco Stefano Castellino ha consegnato le chiavi del nuovo campo polivalente coperto realizzato grazie ai fondi del Ministero dell'Interno alla società Gattopardo, che disputerà il campionato di Serie A2 nazionale di pallamano femminile. Ieri la presentazione alla città è avvenuta nell'aula consiliare di Palazzo degli Scolopi. La prima gara ufficiale della pallamano Gattopardo sarà disputata in trasferta a Benevento, mentre il 7 novembre il debutto al Rizzotto interno contro il Fondi. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentata ieri presso la sala consiliare del comune di Palma di Montechiaro la squadra di pallamano femminile che milita nel campionato di Serie A2 nazionale. Per il sindaco Stefano Castellino è un momento importante per lo sport palmese. La squadra di pallamano del Gattopardo, così si chiama, potrà giocare nella nuova tensostruttura finanziata grazie a un progetto del Ministero degli Interni e sarà inaugurato nei primi del mese di novembre alla presenza del sottosegretario Carlo Sibilia. Per noi è un grande privilegio e motivo di orgoglio ed onore poter accogliere la squadra di A2 di pallamano nella nostra città e sarà una cosa molto bella da parte nostra, perché di fatti inaugureranno la stagione del nuovo campo polivalente coperto che inaugureremo nelle giornate del 5 o il 6 di novembre. Siamo in attesa della disponibilità di Sua Eccellenza il Prefetto. Ovviamente inviteremo anche il Ministero degli Interni, perché è il sottosegretario Sibilia, perché si tratta di un progetto Io Gioco legale, quindi basato sulla legalità, appunto sulla creazione di una infrastruttura che possa di fatti raccogliere e togliere dalla dispersione sociale i giovani della nostra città. Non a caso il campo porterà il nome di Placido Rizzotto, quindi questa è un'ulteriore notizia che diamo, ma che avevamo già anticipato il 21 settembre in occasione dell'evento dedicato a Rosario Livatino. In questo contesto ospiteremo la Gattopardo, perché così è il nome della squadra che giocherà in A2. A2 è l'equivalente, per chi è più amante del calcio rispetto alla pallamano, è l'equivalente della Serie B nazionale, quindi parliamo di un campionato nazionale, e il nome del Gattopardo è l'abilità e le capacità di queste atlete che da anni si prodigano in questo bellissimo sport, verrà ad estrinsecarsi a Palma di Montechiaro. Ringraziamo tutta la dirigenza della società e in particolare il presidente Pagalia per la collaborazione che si è instaurata e che, grazie al lavoro fatto da Massimo Amato, dai miei collaboratori, dalla mia giunta, ha consentito la realizzazione di quello che per noi è un sogno. Quando le energie del territorio si sposano e realizzano qualcosa di così bello e di così importante, è sinceramente una vittoria di tutti, ma non in senso retorico ma reale, perché in questo processo Palma di Montechiaro potrà finalmente
vedere uno sport, ripeto, così bello ma a un livello molto alto che è quello appunto della 2 nazionale. Tutto questo processo si va a innestare in un concetto di rilancio dello sport della città di Palma con l'obiettivo di diventare Palma città dello sport, che è quello che ci siamo prefissi come amministrazione, ripeto, insieme a Massimo e a tutti i miei collaboratori e al mio esecutivo e grazie all'aiuto dei consiglieri comunali, perché oltre a questa iniziativa abbiamo il finanziamento dello stadio di 700.000 euro, ci stiamo attivando per il completamento attraverso il credito sportivo delle strutture adiacenti allo stadio comunale e quindi diverrà un primo piccolo palasport. Sottolineo il termine primo piccolo palasport perché quando uno dice primo evidentemente ci sarà un secondo. E l'obiettivo di questa amministrazione è quello poi di realizzare un palasport a tutti gli effetti per la nostra città. Auspichiamo che questa collaborazione con il comune vicinorio di Licata, che va avanti dal circa 1637 grosso modo, possa continuare anche negli anni successive e perché no portare per esempio anche il basket al Palma di Montechiaro, che è un'altra disciplina molto importante nella quale la città di Licata si è distinta, credo arrivando pure ai campionati di Serie C o Serie B, vado a memoria, mi perdonerete se faccio qualche errore di memoria in questo senso, ma anche lì auspichiamo che questa simbiosi possa continuare affinché entrambe le città possano godere di realtà così importanti. Da aggiungere rispetto a quello che ha detto il Sindaco, quando si è presentata l'occasione prospettata dal Presidente della società di Licata, per noi è stato motivo di orgoglio perché, come ha ben detto il Sindaco, si dà modo di dare alla nostra comunità un'opportunità mai presente prima sul nostro territorio, che è quello di far partecipare una squadra di pallamano a livello nazionale sul nostro territorio. Avremo così modo pure di andare ad inaugurare prossimamente questa struttura che sarà non solo a disposizione della pallamano della formazione licatese ma di tutta la nostra comunità. Io credo che la lungimiranza del Comune di Palma di Montechiaro nell'investire sullo sport sia un viatico importante per dare uno slancio diverso a quello che sono le realtà di queste comunità. Lo sport sicuramente dal punto di vista sociale non lo scopriamo oggi e quindi quali sono i benefici di innestare lo sport nelle comunità è sicuramente sotto gli occhi di tutti, soprattutto nella nostra regione in cui abbiamo proprio forte necessità di andare a coprire dei luoghi in cui magari in questo caso come Federazione Pallamano non siamo stati presenti negli anni e quindi questo è sicuramente una grande sfida per il nostro movimento e poi alla luce insomma di ospitare una realtà consolidata e storica del nostro movimento siciliano. Da un mesetto che già siamo al lavoro, diciamo, con allenamenti e raduni amichevoli. Diciamo che stiamo cominciando a preparare tutto e iniziamo già a preparare la prossima partita che inizia la prossima settimana fuori casa a Benevento. No, soprattutto un ringraziamento all'amministrazione perché questa è una grande opportunità che ci stanno dando. Finalmente noi abbiamo una casa dove le ragazze possono disputare le loro partite e quindi il nostro veramente con grande soddisfazione e ringraziamento noi porteremo il nome di Gattopardo per tutta l'Italia. Licata purtroppo non ha un palasport per cui siete stati costretti a spostare. Sì, questa a malincuore siamo stati costretti e sperando che questa nasca una collaborazione tra Licata e Palma. Però non ci siamo fermate e quindi questo è stato anche un input per andare avanti e continuare quella che è la nostra attività. Calcio Eccellenza Girone A, domani domenica 24 ottobre, la 7ª giornata d'andata. L'Acragas gioca in casa allo stadio Esseneto alle ore 15:30 contro Casteltermini, ma non sarà l'unica sfida. Scontro tra Canicattì e Don Carlo Misilmeri, poi ancora Marineo e Profavara, infine Unitas Sciacca e Mazzara. Il servizio di Carmelo Lentini. Anche questa 7ª giornata del campionato di Eccellenza Girone A propone alcuni scontri importanti per l'alta classifica. Canicattì, Don Carlo Misilmeri è uno di questi e il confronto si presenta difficile per entrambe le contendenti. Attualmente la compagine biancorossa è in vetta alla classifica, mentre quella palermitana ha perso terreno dopo la sconfitta di misura rimediata sul campo del Profavara. Cosa ne potrà uscire fuori?
Se fosse in schedina sarebbe una gara da tripla. Questa gara è stata affidata a Matteo Colella di Rimini. Un altro match da tenere in considerazione è quello relativo allo scontro di Marineo tra il locale Oratorio e il Pro Favara. Quest'ultimo sembra aver imboccato la giusta strada per mirare alle zone alte. Anche in questo caso pronosticare un risultato è abbastanza arduo. A dirigere comunque questo match è stato chiamato Valerio Gambacurta di Enna. Per quanto riguarda la neocapolista Akragas, l'ostacolo di domenica è il Casteltermini, avversario incontrato in Coppa un paio di volte. La compagine di Pinola Bianca del Seneto ha sempre avuto delle prestazioni di un certo livello, anche se i favori dei pronostici indicano la compagine dei Templi. Il tecnico Giuseppe Nastasi può contare su una rosa più ampia e ben assortita dopo l'arrivo di Prestia e Silvano, che potrebbero addirittura essere entrambi della partita. Arbitro della gara sarà Giuseppe Asaro di Marsala. Per quanto riguarda l'ultimo Agrigentino, torna in casa l'Unitas Sciacca per affrontare il Mazzara, in una gara che si prospetta difficile. La compagine saccense ha perso troppi punti per strada e l'obiettivo principale rimane quello della vittoria per scalare la classifica e porsi in zone più tranquille. Michele Buzzone di Enna è il direttore di gara designato. Il quadro completo della settima giornata prevede dunque Akragas Casteltermini, Canicattì Don Carlo Misilmeri, Enna Monreale, Nissa Dolce Onorio Marsala, Oratorio San Ciro e Giorgio Pro Favara, Parma Valle Castellammare che si gioca questo sabato e poi Mazzarese Cus Palermo e infine Unitas Sciacca Mazzara. Muniz, difensore dell'Akragas, intanto ti chiedo questo primato, questo primo posto cosa rappresenta per voi, per te, per l'Akragas? Siamo all'inizio di questo percorso, di questo campionato, penso che gli ultimi risultati siano stati positivi e niente, siamo comunque nei primi incontri del campionato, è tutto ancora da vedere. Comunque abbiamo fatto delle buone partite, siamo stati molto concreti, abbiamo saputo concretizzare tutte le occasioni che avevamo a disposizione, c'è stato un bel atteggiamento e quindi penso che sia giusto che siamo arrivati lì, ma adesso insomma bisogna combattere per tutte le prossime partite. Perché hai scelto l'Akragas quest'estate? Mi si è capitata questa opportunità di venire qua a giocare a Agrigento. Sapevo che era una piazza importante, che avevo avuto altri miei compagni di squadra che ci avevano giocato tanti anni fa e quindi ho pensato di fare un'esperienza fuori dalla mia regione e di provare questo campionato. Che squadra è l'Akragas, dove può arrivare? Può centrare l'obiettivo del salto di categoria? Questo ovviamente si potrà sapere alla fine, penso che comunque la squadra sia completa sotto ogni punto di vista, piano piano ci siamo compattati anche con l'arrivo di nuovi giocatori, piano piano ci stiamo tutti amalgamando, stiamo formando secondo me una buona squadra anche dal punto di vista interno tra di noi e lo staff e quindi questo penso che sia importante. Domenica la sfida casalinga contro il Casteltermini che avete già affrontato in Coppa Italia. Che avversario è e soprattutto che Akragas servirà domenica all'Esseneto? Sicuramente è un avversario ostico perché l'abbiamo già affrontato in Coppa Italia e ci hanno creato delle difficoltà, quindi sappiamo che sarà una partita difficile dove sarà importante tenere la calma, non farci prendere comunque dalla fretta e dalla frenesia, soprattutto in certe scelte all'interno della partita. Quindi penso che sia una partita complicata, appunto l'importante è avere sempre la consapevolezza dei nostri mezzi. Ecco. Giuseppe Prestia, attaccante offensivo, ultimo arrivato in casa Akragas, intanto ti chiedo cosa ti ha spinto ad accettare questo progetto, il progetto dell'Akragas Calcio. Sappiamo tutti la grandezza di questa società e il blasone, non ho pensato due volte a venire qui sperando di fare un grande campionato e raggiungere l'obiettivo prefissato dalla società. Come stai fisicamente? Qual è il tuo stato di forma? No, fisicamente sto bene, mi sono allenato fino a venerdì scorso, ho fatto 2 giorni con la squadra, quindi non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema. Domenica prossima la sfida, il derby agrigentino contro il Casteltermini all'Esseneto, potresti anche debuttare dall'inizio. Che gara dovremmo aspettarci, Giuseppe?
Come tutte le gare del campionato d'eccellenza è una gara difficile, lasciando la classifica, tutte le gare sono combattute, il Casteltermine è una buona squadra nonostante non occupa le prime posizioni, come sappiamo le partite si devono vincere sul campo, speriamo di fare bene soprattutto visto che giochiamo in casa. Cosa ne pensi di questo gruppo dell'Akragas? Il gruppo è forte, la squadra ci sono tanti giocatori di esperienza che hanno già vinto, quindi speriamo ci sono tutti i presupposti per fare bene. Cosa ti senti di promettere ai tifosi biancoazzurri? Promettere, l'unica cosa che posso promettere è il massimo impegno, sia da parte mia che la squadra che già lo sta facendo alla grande, poi le partite bisogna vincerle in campo. Ancora a calcio, promozione Girone A che vede impegnate Camarat e Raffadali e poi una panoramica sui prossimi appuntamenti anche delle categorie minori. Vediamo. E scendiamo di categoria nel torneo di promozione Girone A, le uniche agrigentine presenti, vale a dire Camarat e Raffadali, giocano rispettivamente la prima sul campo del Fulgatore, attuale terza forza del campionato, la seconda in casa con il San Vito Lo Capo. Entrambi gli scontri si presentano difficili, ma può succedere di tutto. Si gioca alla settima e le squadre sono tutte rodate per dare il massimo. In prima categoria Girone B si gioca un interessante derby tutto agrigentino, Gemini-Ravanusa, uno scontro dall'esito incerto. Torna in casa l'Atletico Favara con la Sommatinese, mentre l'Empedoclina, dopo la vittoria interna di domenica scorsa, gioca fuori a Trabia con lo Sporting Termini. Ancora in seconda categoria Girone B, la capolista Capobella potrebbe fare bottino pieno sul campo dell'ultima in classifica, vale a dire l'Acquaviva. Gioca in anticipo il Virtus Favara contro il Riesi, mentre osserverà un turno di riposo il Muxar. Si gioca questo fine settimana la seconda giornata di andata del campionato di terza categoria. Queste le gare in programma. Si gioca in anticipo al campo alternativo Giuffre il match tra lo Sciacca Soccer 2014 e il Real Licata, mentre domani esordirà nel nuovo Mando Erboso all'Aragona Stadium Totò Russo l'Aragona, che affronterà il Montallegro. Il Burgio allo stadio comunale Villamusso ospiterà il Cianciana. Il Ribera 1954 al Nino Novara riceverà il Gattopardo Palma. La squadra biancorossa del Real Canicattì riceverà al Carvello di Delia il Bivona 2020, mentre il Sorcer Licata ospiterà al Saporito gli amici dell'Atena Agrigento. Ascoltiamo adesso il dirigente Luigi Monreale, il tecnico Alessandro De Caro e il portiere Calogero Milizia, tutti componenti dell'Aragona. Alessandro De Caro, allenatore dell'Aragona. Domenica debutta in casa contro il Montallegro. Come li ha visti i ragazzi questa settimana? Li ho visti molto bene, molto motivati dopo la prima partita contro la Gattopardo a Palma. Abbiamo vinto nettamente contro una buona squadra che ci ha messo sotto nei primi 10 minuti, poi abbiamo preso le misure e abbiamo fatto la nostra partita, vincendo 4-2. Giochiamo contro il Montallegro, non conosco nessuno del Montallegro sinceramente, dobbiamo avere rispetto degli avversari sempre, ma non temere nessuno. Si sono allenati molto bene questa settimana, oggi siamo in rifinitura. Stiamo preparando le soluzioni per affrontare questa difficile partita sotto il profilo sia tattico che atletico e davanti al nostro pubblico. Ci teniamo moltissimo perché Aragona merita una categoria superiore e merita soprattutto, dopo aver fatto un impianto straordinario in erba sintetica con tribune nuove, spogliatoi nuovi. C'è molta attesa anche da parte dei tifosi, ci sono tifosi organizzati. Quest'anno cercheremo di dire la nostra cercando di arrivare molto molto in alto. Innanzitutto sono felicissimo di ritornare qui ad Aragona, dove già sono stato molto bene. E domenica è stata una partita molto combattuta. Diciamo che loro inizialmente erano passati in vantaggio, ma poi siamo riusciti a mettere la partita per il verso giusto e abbiamo vinto 4-2. Domenica esordio contro il Montallegro. Ci sono molti amici miei che giocano là, tra cui Caruso, Augello, Davide Spagnolo, abbiamo fatto tra l'altro il settore giovanile insieme. Ci conosciamo, sono ragazzi che sanno giocare bene a calcio, quindi penso che sarà una partita oltre che bella, sarà molto combattuta.
Siamo con Luigi Monreale, uno dei dirigenti di punta dell'Aragona Calcio. Dopo 5 anni l'Aragona riparte. Sì, è per noi un privilegio, un orgoglio dare il nostro fattivo contributo alla ripresa delle attività sportive, in questo caso calcistiche, nella città di Aragona, verso una società che, ricordo, ha quasi 60 anni di storia. Tengo a precisare che il nostro non è soltanto un progetto sportivo, ma è un progetto che ha un forte impatto di carattere sociale, proprio perché cercheremo ai nostri ragazzi, oltre ad insegnargli a dare un calcio al pallone, di trasferire loro quelli che sono i valori fondanti dello sport, che sono valori fatti di principi, di aggregazione, di competizione, insomma tutti quei valori sani che speriamo possano accompagnare i nostri ragazzi anche nel corso della loro vita. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.